Procedono a Lampedusa le operazioni di bonifica ambientale al molo Favaloro, avviate in seguito all'ordinanza del sindaco Martello, firmata nelle scorse settimane, alla luce degli inaccettabili ritardi da parte delle autorità competenti, responsabili di non aver rimosso per tempo le imbarcazioni dei migranti dopo il sequestro che normalmente avviene una volta che queste giungono sull'isola. Ad affermarlo appunto il sindaco Martello di Lampedusa e Linosa. Con l'ordinanza sindacale, continua Martello, abbiamo avuto la possibilità di dare il via alle operazioni di pulizia dei fondali al molo Favaloro, come si vede dalle immagini, che sono tutt'altro che semplici. Fino ad oggi abbiamo già riempito 4 camion di rottami e detriti e stiamo ancora andando avanti. Si tratta di un intervento d'emergenza avviato dal Comune, ma siamo ancora in attesa che si dia seguito ai provvedimenti del governo regionale, così come aspettiamo che il governo nazionale, continua Martello, predisponga attraverso la protezione civile un piano organico per la bonifica dell'intera area portuale, reso indispensabile dopo le mareggiate delle scorse settimane. Continua a ribadire, conclude Martello, alle autorità competenti che è necessario predisporre dei meccanismi che permettano il rapido smaltimento in sicurezza delle imbarcazioni dei migranti per evitare che le stesse vengano abbandonate a tempo indeterminato nel nostro porto, mettendo a rischio le infrastrutture, le altre imbarcazioni pubbliche e private, il nostro ambiente e la stessa incolumità delle persone. Sui fondali del porto di Lampedusa interviene anche Mare Amico, affermando come essi siano un disastro. Queste sono le immagini appunto shock che documentano il disastro ambientale che deve sopportare l'isola di Lampedusa. Per Mare Amico il fondale del porto di Lampedusa è il ricolmo dei resti delle barche dei migranti che le recenti mareggiate hanno distrutto. Tonnellate di rifiuti giacciono sul fondo del porto. Questa è un'isola di frontiera e non può essere lasciata fuori. Questa è un'isola di frontiera e non può essere lasciata sola. Quindi, conclude Mare Amico, il ministro dell'Ambiente e l'intero governo debbono aiutarla.